questo momento sono presenti 18-19 gattini, che è il limite massimo che noi possiamo ospitare. Però, data l'emergenza felina, abbiamo attivato presso una rete di volontari che quindi tengono in casa in stallo i gattini e ad oggi ne abbiamo accolti 44. I servizi veterinari delle ASL del Veneto sono chiamati alla registrazione delle colonie feline in collaborazione con i sindaci del territorio. La nostra normativa prevede la presenza del gatto a vita libera, cosa che non è prevista per il cane. Per cui il gatto a vita libera ci può stare. I servizi veterinari registrano le colonie rendendo la colonia, esistente, attribuiamo un codice e identifichiamo una persona che non è responsabile della colonia, è semplicemente responsabile della cura della colonia e provvederà poi a portarci gli animali presso gli ambulatori nei tempi e nei modi che andiamo a concordare per la loro sterilizzazione. Oltre a questo, noi altri diamo una collaborazione a quelle associazioni, quali ad esempio quella della signora Salmistraro o anche altre, che se volessero in qualche maniera fare un'azione di volontariato per la raccolta delle cucciolate abbandonate, noi siamo disposti a dargli un primo intervento sanitario in cui visitiamo il cucciolo e lo identifichiamo e poi andiamo a fare le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari e garantiamo la sterilizzazione gratuita quando sarà arrivato il momento della sterilizzazione, cioè poco prima della pubertà. Questa è una cosa che possiamo fare. Ricoverare i gatti, come sta facendo la signora Salmistraro oggi, credo che sia il modo più corretto, cioè identificare una rete sul territorio di persone volontarie disposte a tenerne ognuno un piccolo numero, perché ricordiamo sempre che a differenza del cane la socialità del gatto è una socialità assolutamente diversa e mettere insieme gatti di provenienza diversa può diventare una bomba biologica. Purtroppo la gente non sterilizza e io vorrei gridare ad alta voce: per favore, gli animali vanno sterilizzate. Non è contro natura sterilizzare, è salvare delle vite. E accogliamo delle mamme gatto. Ecco, questo è quello che facciamo, li accogliamo e poi prima comunque dell'età della sterilizzazione li affidiamo a famiglie con l'impegno di sterilizzazione, cioè noi poi controlliamo che i gatti siano veramente stati sterilizzati.